Lontana dai grandi flussi turistici, questa parte di Castello può apparire come una di quelle in cui Venezia si è conservata come una volta. Le cose invece sono cambiate anche qui. Lo spopolamento ha portato via l'allegra confusione di una volta, il brulichio di calli e campielli che ora vedono il passaggio di tante persone anziane, talora sole. È in questo scenario che si è consumata la tragedia dei coniugi Berta. Una volta eravamo, non so, 20.000 persone, adesso saremmo rimasti, parlo solo del sestiere di Castello. E praticamente, vedi, non c'è nessuno. Li hanno mandati via, purtroppo io per fortuna abito qua. Tra i residenti che passeggiano per queste calli, in Viale Garibaldi, ai giardini, ci si interroga su un dramma al quale si cerca di dare una spiegazione. La notizia di quanto accaduto si è sparsa rapidamente e oggi non si parla d'altro. Due parole ieri sera così da due persone che passavano. Hai sentito cosa è successo? Avevano detto in Camporuga che è qui vicino, poi non è neanche in Camporuga mi sembra. Penso che il senso di abbandono sia la cosa che ti porta alla disperazione, quindi insomma se ci fosse un po' più di attenzione da parte, non so se abbiano chiesto aiuto, ma comunque in una città un po' più viva con un circondario di persone forse queste cose si potrebbero in qualche modo evitare. Io sono proprio stravolta, guardi, perché la vecchiaia è una brutta cosa. I giovani è giusto che si facciano la loro vita, eccetera, e rimani sola. Allora, casa di ricovero oppure come io la badante. Capisce? La badante costa però,